sul Bomba Day. Siete pronti tutte e due? Sì, noi andiamo a Gaglio perché qua così stiamo fino a domenica sera e va bene. Sì, tutto tranquillo. Lasciare la casa così. Ho paura. È un bel rischio, quello è un bel rischio perché sicuramente quelli malintenzionati saranno pronti e speriamo che la forza degli ordini tengano un po' controllato un po' tutto, perché secondo me ci sarà un bel problema per quanto riguarda quei discorsi. Speriamo che controllino anche, insomma, se non ci deve essere nessuno in giro non ci saranno neanche i ladri, immagino. Siccome ho visto anche l'altro, quello di qualche anno fa al cimitero, non è che mi preoccupi più di tanto, insomma. Tra l'altro io lavoro nella casa di cura Retenia, abbiamo dovuto sospendere degli interventi, trasferire delle persone, ma anche tra l'altro c'è il problema che toglieranno la corrente, quindi in tutto l'isolato. Dove andrà lei? Ha già deciso? Non so ancora. Non lo sa ancora. Bomb Day sarà tranquilla. Cosa le sembra dell'organizzazione? Sono mossi bene? Hanno informato le persone? Sì, hanno mosso benissimo. È sempre stata ottima sicurezza sia da parte della protezione civile che delle forze dell'ordine, quindi sono fiducioso che non succederà niente, poi in ospedale sono già pronti da quello che so, quindi sono positivo insomma. Un grande sforzo per mettere insieme tante persone, però dice alla fine. Sì, no, esatto, cioè, alla fine si fanno sempre le cose nel modo migliore qua, quindi ben venga, adesso comunque sono tranquillo insomma. Ottimista. Ottimista, sì, bisogna, in questo periodo soprattutto.